Sono stati 2 anni molto difficili, ovviamente per ciascuno di noi e anche per noi operatori della logistica. Se possiamo trovare un lato positivo di questi 2 anni è appunto che finalmente è apparso chiaro a tutti quanto sia importante il nostro settore, quanto sia cruciale per la vita e la competitività di ogni paese. Se prima la logistica era un qualcosa relegata un po' agli addetti ai lavori perché diciamo la gente comune, l'opinione pubblica non se ne occupava, già con l'inizio della pandemia è apparso chiaro quanto questo settore sia invece importante proprio per l'intero paese. Ricordiamoci quando aspettavamo i dispositivi di protezione, le mascherine, i guanti che non arrivavano, ricordiamoci quando durante il lockdown tutte le altre aziende hanno chiuso, il nostro settore ha invece continuato a operare e necessariamente ha dovuto continuare a operare per garantire gli approvvigionamenti di generi alimentari, di farmaceutici e appunto dei dispositivi di protezione. Durante questi 2 anni poi si è verificato veramente un'interruzione della catena logistica mondiale, noi la chiamiamo la supply chain disruption, perché si sono verificati degli eventi senza precedenti che hanno ulteriormente messo in luce quanto questo settore sia importante. Mi riferisco per esempio a tutto il congestionamento che abbiamo conosciuto nel trasporto via mare, che poi ha portato a un aumento enorme dei prezzi. Ci sono per alcuni trade i oli marittimi sono aumentati fino al 600%, parlo ad esempio del trade Asia verso l'Europa, ma anche la difficoltà di approvvigionamento dovuta per esempio alla chiusura dei porti cinesi dell'anno scorso del sud della Cina a causa della politica anti-Covid che il paese ha adottato. La Cina continua a essere la fabbrica del mondo, quindi la chiusura dei porti cinesi che è avvenuta a giugno sostanzialmente ha avuto l'impatto, sono stati chiusi per qualche settimana, ha avuto l'impatto diciamo in termini di volumi della chiusura del porto di Genova per un anno intero, perché questi sono i pesi e le misure rispetto appunto all'Italia e alla Cina. È peraltro una situazione che rischiamo di rivedere a breve, perché sappiamo che anche in questo momento con la nuova variante la Cina è molto rigida nei protocolli di sicurezza e quindi è stato proprio lanciato un allarme da HSBC su questa eventualità. Ci sono una serie di problematiche collegate poi alla logistica che sono proprio emerse con la pandemia. Siamo andati avanti per anni a coltivare il modello del just in time, che prevede però una sincronizzazione molto spinta tra tutte le fasi della distributiva e di approvvigionamento. La pandemia l'ha fatta saltare sostanzialmente, quindi adesso noi vediamo un desiderio da parte delle aziende di ritornare a riapprovvigionarsi con una richiesta di magazzini, di avere dello stock vicino a sé e anche veri e propri progetti di reshoring e di nearshoring, quindi di riavvicinamento delle produzioni. Anche per questo motivo, quindi per una domanda crescente di logistica, il nostro settore insomma sta conoscendo un periodo più positivo rispetto agli altri. Anche DB Group insomma ha visto degli incrementi proprio nei numeri, nei volumi gestiti nel 2021 che insomma di fatto hanno portato poi a un aumento del fatturato molto considerevole, anche in parte dovuto all'aumento delle tariffe, come dicevo prima, perché i nauli marittimi sono appunto aumentati tantissimo. Ci aspettiamo che un altro problema di cui si sente parlare da qualche mese, cioè la carenza di autisti in Europa, in cui mancano 400.000 autisti, poi porti sostanzialmente anche in questo caso, nel caso del trasporto via terra, a una congestione dell'offerta rispetto alla domanda, che pure cresce perché il PIL dei paesi sta aumentando, anche del nostro paese fortunatamente nel periodo post pandemia, però l'Italia sarà sicuramente impattata dall'aumento dei prezzi sul trasporto via terra,
terra, perché non dimentichiamoci che il 70% del nostro export viaggia sui mezzi, sui camion, quindi ci aspettano mesi incerti e comunque duri, perché i fenomeni che hanno proprio interessato la supply chain tutta hanno delle onde lunghe, no? Non è perché poi quando finisce la pandemia si rimette tutto a posto, e in ogni caso non è finita, ci sono sicuramente dei meccanismi di riassestamento che dureranno mesi, se non magari qualche anno. Abbiamo voluto cercare delle soluzioni per i clienti, questo ci ha premiato, perché in un momento di grande incertezza, di grandi problematiche, è chiaro che i clienti cercano dei partner affidabili. Questo ci ha consentito di aumentare i nostri volumi, di aumentare la nostra quota di mercato e quindi di ottenere dei benefici. Abbiamo deciso di premiare le nostre persone con un potenziamento di tutto il welfare. Noi abbiamo iniziato già 6 anni fa a proporre dei servizi di welfare per il nostro personale, abbiamo deciso di incrementare i premi fino al 25% rispetto agli anni precedenti, abbiamo introdotto i buoni pasto dal 1° gennaio 2022, abbiamo voluto ritagliare dei servizi un po' speciali per le persone, in maniera tale da poterli agevolare nell'organizzazione del loro tempo. Quindi abbiamo organizzato il servizio di tintoria piuttosto che la consegna dei pacchi presso la sede. Abbiamo voluto anche destinare risorse ulteriori all'attività di formazione, non solo tecnica ma anche di formazione sugli soft skills, che in questo momento è assolutamente preziosa ed è stata veramente molto apprezzata dalle nostre persone. Quindi abbiamo voluto premiarle anche per lo sforzo estremo che hanno dovuto fare, perché ovviamente tutte le dinamiche che ho descritto prima si traducono per noi addetti ai lavori in grande stress nella gestione delle problematiche, nella ricerca di soluzioni, nella pianificazione, nell'aiutare proprio le aziende a cercare di ridurre l'impatto di queste problematiche, e questo ovviamente significa maggior carico di lavoro poi per i nostri colleghi, per i nostri collaboratori, che abbiamo voluto premiare con dei segnali tangibili che possano insomma aiutarli a migliorare un po' la loro vita. Avevamo già iniziato prima della pandemia con un progetto pilota di smart working, perché ci abbiamo sempre creduto, e adesso insomma è diventato comune per tutte le aziende, però all'epoca insomma c'era molto scetticismo, quindi noi continuiamo con lo smart working, dovendolo poi coordinare con la nostra attività operativa, e quindi è chiaro che ci sono dei vincoli, ma ci crediamo fortemente e continueremo ad utilizzarlo.